Assessore, Realmonte promuove il turismo a 360 gradi, un turismo che può diventare anche enogastronomico perché state mettendo in luce una serie di specialità e di prodotti d'eccellenza del vostro territorio. Sicuramente, noi ci puntiamo, è un asse importante riconosciuto da tutto il mondo. L'enogastronomia ormai è importante quanto lo è la balneazione, quanto è la natura e sicuramente più dell'archeologia. Cosa proponete? Le pietanze sicuramente sono legate alle nostre tradizioni agricole. I Kugiruna immuggiolati rappresentano le pietanze più importanti. E lo avete fatto proprio con una sorta di festival del gusto. Sì, con la festa del buon gusto siciliano. Abbiamo trovato dei momenti di promozione dei prodotti locali che si svolgono nella piazza del comune di Realmonte tutti i mercoledì. Associamolo a un momento musicale e un momento di degustazione proprio di questi prodotti che stiamo cercando di valorizzare, che sono il curriruni, che sono la pizza, che sono gli alimenti che costituiscono questi prodotti e quindi i piselli del luogo, le patate, le cipolle che vengono coltivate qua a Realmonte, quindi a chilometro zero. Vogliamo fare conoscere questi prodotti e vogliamo creare, diciamo, un'offerta turistica che sia completa.